Passiamo all'ultima relazione di questo pomeriggio di Gianluigi Bettoli. Gianluigi Bettoli che è stato cooperatore sociale, presidente di Lega Coop Sociali, si è occupato molto del movimento operaio della destra tagliamento, ha scritto parecchio su questo argomento ed è animatore, vorrei, fra le tante cose che ha fatto e che sta facendo, è animatore di un bel sito internet, Storie di Pordenone, che è un sito molto vivace e che vi consiglio di consultare proprio perché è molto attivo. Quindi do la parola a Gianluigi Bettoli. La sua relazione è ripresa sindacale e resistenza operaia in Friuli, quindi chiudiamo il circolo di questo Triveneto e quindi poi passiamo insomma a qualche considerazione finale o se c'è qualche osservazione alle relazioni. Grazie. Bene, grazie a voi. Allora, innanzitutto premetto che la relazione completa la troverete sul sito, per l'appunto, perché è necessariamente molto più vasta di quello che potrò presentare qui. Allora, innanzitutto presentazione geografica. Avete sentito le relazioni precedenti. Il Friuli sta a metà. Poi c'è da dire, il Friuli è diviso come una mela verticalmente dal fiume Tagliamento. C'è un est del fiume Tagliamento che oggi si chiama provincia di Udine, che condivide marginalmente problematiche come quelle che ha appena espresso Gabriele Donato, cioè nella provincia di Udine ci stanno pezzi di Carinzia come il Tarvisiano che sono stati acquisiti dopo la prima guerra mondiale, e ci sta anche tutta quella parte di Friuli sud-orientale, la gran parte della cosiddetta Bassa, che era austro-ungarica per quanto di lingue italiana e friulana, e che è un territorio che in buona sostanza gravita su Monfalcone, su quel grande centro industriale di allora e di oggi. E poi c'è la metà occidentale, quella che del 68 diventa provincia di Pordenone, dove proprio la mentalità è diversa, perché per metà territorio si parla veneto. Si fanno fatica a comprendere le problematiche di quelle altre tre province che costituiscono questa regione artificiale costituita ai tempi della guerra fredda, compattando l'estremo lembo orientale del Veneto con quanto rimaneva dell'invenzione Venezia-Giulia o litorale asburgico o Primorie, Primorska, a seconda delle lingue croata-slovena. E quindi anche il ragionamento sulla classe operaia, gli scioperi, la resistenza nelle fabbriche risente di questa pluralità di situazioni, che poi viene condizionata anche da un problema, ovvero sia il problema delle fonti. Per capirsi, in Friuli, a differenza di Monfalcone e Trieste, Monfalcone come comune appartenente alla provincia di Gorizia, ma in realtà vera testa industriale sindacale di quella provincia, c'è uno sbilanciamento, una bipolarità, ma insomma a Monfalcone e Trieste ci sono dei bellissimi archivi delle camere del lavoro. In Friuli, sia a Pordenone che a Udine, esistono dei piccolissimi, minuti lacerti di archivi di camere del lavoro. Non esistono archivi della CISL, se non per epoca estremamente contemporaneistica, diciamo zanussiana, Pordenone, e della UIL. Perfino gli archivi istituzionali, cioè uno dice vado in archivio di Stato a Udine e mi vedo le carte della polizia. Ebbene no, perché un po' con la scusa di disastri, terremoti, guerre, eccetera, eccetera, e un po' abbiamo anche testimoni del fatto che si sono fatti o si sono tentati, sono stati arrestati avventurosamente, scarti assolutamente inaccettabili. Insomma, le carte di polizia si studiano comodamente, si fa per dire,
Nel mio caso ho avuto la fortuna come dirigente regionale e per quanto riguarda il settore salute mentale nazionale di Lega Coop, di andare a Roma spesso e di vedermi pagati i viaggi al datore di lavoro. Poi mi pagavo le giornate per studiare là. Allora, tutto questo crea una situazione che riassumo così. Nonostante ci sia una letteratura non irrilevante, fare storia del movimento operaio nelle province di Udine e Pordenone è un po' il lavoro dell'archeologo. Come sa bene Gabriele Donato, che è partito un po' dopo, in una realtà che uno dice Udine è più grande di Pordenone. No. Dal punto di vista della storia del movimento operaio, in realtà c'è anche lì un rovesciamento di ruoli. E questo mi introduce sulla situazione. Perché c'è un rovesciamento di ruoli? Per un dato molto semplice, perché se Udine è la capitale storica del Friuli, Pordenone è la capitale industriale. Veniamo all'epoca che consideriamo. Ci sono 3 poli e i 3 poli ve li trovate descritti a modo loro nel dizionario enciclopedico della Resistenza di Collotti ed altri, quello di Einaudi. Allora, c'è il cantiere di Monfalcone. Sì, ma Monfalcone è Friuli austriaco. Accorpato, la Venezia Giulia viene da un'altra tradizione che è stata ben descritta. C'è la Saici, cioè la SNIA di Tor Viscosa, costruita esattamente sulla linea di confine tra la bassa friulana regnicola e quella asburgica. Qualche ettaro addirittura l'hanno spostato, perché quando Marinotti si è fatto il suo feudo, il suo comune su sue misure, ha preso anche qualche lembo del comune di Cervignano, che prima stava in Austria, e comunque la fabbrica nasce nel 1938, quindi quando parliamo di questi avvenimenti è attiva da 5 anni, a proposito di nuova classe operaia. E poi c'è il polo, il 7° del Veneto, quindi dopo Verona, Venezia, Padova, eccetera, il 7° centro industriale è il polo cotoniero pordenonese. L'8° è Udine, con una non irrilevante industria siderurgica, ma più piccola. E quindi qui affrontiamo, proprio per affrontare velocemente le cose, oltre a essere, mi tocca dire, approfitto del professor Claudio Della Valle, che saluto e ringrazio per l'esperienza di un anno che mi è stata concessa di fare borsista all'Istituto Nazionale. Cioè, anche nelle banche dati nazionali, tipo quella che stanno creando, questo territorio è ixunt leones, probabilmente anche per colpa delle realtà locali che sottovalutano sta cosa e non provvedono a schedare i dati che conosciamo. Perché sì, è una situazione archeologica, ma abbiamo alcune testimonianze precise e poi abbiamo un quadro circostanziale su cui merita lavorare, ed è un quadro circostanziale di lungo periodo. Ora veniamo a questo. Mi ricollego anche in questo caso all'intervento di Gabriele. Sappiamo quali sono i limiti delle storie orali. Basta seguire la storia del più importante personaggio che sta a cavallo tra antifascismo clandestino nel ventennio, resistenza e partito e sindacato, partito comunista e sindacato CGIL al dopoguerra. A seconda delle epoche in cui si esprime, si vedono cambiare i giudizi su questa realtà di cui stiamo discutendo adesso. Quando viene intervistato negli anni '80, ormai anziano, ormai con un giudizio standardizzato, eccetera, e vengono fuori esattamente le stesse cose che sono state appena riportate per quanto riguarda il quadro giuliano, ovvero sia, qua la gente non si muoveva, se non mandavamo noi tutti i nostri quadri dal cantiere in Monfalcone a comandare i reparti partigiani, figurati loro. Prima osservazione: la classe operaia friulana è una classe operaia quasi completamente di donne. Sì, a Udine e siderurgia sono uomini. Sì, alla Saici di Tor Viscosa appena costituita sono uomini. Ma quelle 10.000 operaie cotoniere che stanno nel polo di Pordenone, e poi ci sono quelle dei poli un po' più ridotti del cotonificio udinese, tutto a Udine, del cotonificio goriziano, scusate, il cotonificio è triestino, ma in realtà tutti gli stabilimenti stanno nel goriziano, da Edulsina, che adesso sta un po' dopo il confine goriziano, a Monfalcone stesso, Ronchi Legionari, eccetera. È una classe operaia femminile.
E quindi si pongono alcuni problemi. Le donne non fanno servizi di leva, le donne tradizionalmente non partecipano alla lotta armata, anche se poi le si ritroverà nella lotta armata, eccetera. Gli stabilimenti stanno tutti in pianura, la resistenza si svolge anche in pianura. È interessante capire la differenza tra queste due cose. Però il dato di fatto primo è: abbiamo a che fare con una classe operaia matura, soprattutto la classe operaia femminile pordenonese. Nel momento in cui avviene la guerra mondiale, eccetera, ha un secolo di storia alle spalle e una particolare combattibilità. Questo produce tutta una serie di particolarità che adesso cercherò di sintetizzare per categorie. Allora, innanzitutto, la conflittualità anche politica, antifascista si ricollega a tutto il periodo precedente, possiamo poi dire si ricollegherà anche al periodo successivo post-bellico. Nel caso dei cotonifici di Pordenone noi abbiamo una situazione di scioperi che si ripetono quasi senza soluzione di continuità dal primo dopoguerra fino al 1954, quando la SNIA di Marinotti ristrutturerà i cotonifici, licenzierà più di 1000 operai e sarà estremamente selettiva. Licenzierà solo nello stabilimento storico di Torre 800 operai e tutte iscritte alla CGIL. Potete immaginarvi gli effetti, ma comunque diciamo è la fine. È la fine di una storia antica che si fa fatica a ricordare. Infatti quando dicevo al dizionario Collotti parla della Zanussi, la Zanussi diventa un'impresa centrale dagli anni 50 in poi, ma nell'epoca della Resistenza la Zanussi era un'azienda meno piccola, anche se ha un importante ruolo nella Resistenza lo stesso, pur essendo un'azienda, qualifichiamola media, per il livello di sviluppo dell'epoca. Allora, abbiamo questo tipo di esperienza, adesso non la faccio lunga, ma sì, stanno i cotonifici con un apice, che però non è la fine. L'apice è il 1928, un mese di sciopero tra febbraio e marzo del 1928, come la ristrutturazione del gruppo Brunner, quelli del cotonificio triestino che avevano annesso negli anni 20 anche questi stabilimenti. È uno sciopero di un mese che è estremamente importante. I capi storici a Resistenza e della storiografia resistenziale, Teresina Degan e Mario Lizzero, ci tenevano sempre a dire il più grande sciopero industriale venuto sotto il fascismo. Sicuramente è uno dei più grandi. Ma la cosa interessante, scoperta appunto da Teresina Degan, è che a un certo punto lo sciopero viene diretto dall'altra parte, da Benito Mussolini, che esautora gli imprenditori ed esautora le autorità locali. Ci sono tutti i telegrammi scoperti dalla Degan, sì, salvando quel fondo che riguardava il cotonificio dallo scarto dell'archivio di Stato di Udine. Ci sono tutti i telegrammi di Mussolini che dà gli ordini proprio quasi fosse un capo del personale, per l'importanza di quella cosa. E tutta questa cosa si ripete 30-31 nel pieno del movimento della svolta comunista e della speranza rivoluzionaria seguita alla crisi del 29, e poi anche dopo abbiamo uno sciopero anche nel 1938, si arriva fino al 1943. Cosa succederà in questo caso come in altri? Vado sempre per sintesi. Succede esattamente quello che è stato ben descritto per l'area piemontese, milanese, per l'area veneziana, eccetera. C'è uno stato di agitazione permanente negli stabilimenti rimasti aperti, perché una parte degli stabilimenti cotonieri vengono riconvertiti per esigenze belliche. Per capirsi, in uno dei cotonifici di Pordenone ci sta la Galileo spostata da Firenze, in un altro ci sta il silurificio Whitehead spostato da Fiume Rijeka, eccetera, eccetera. In uno, quello storico di Torre, appunto, la matrice, quello che nasce nel 1840, ci sta una specie di grandissima sartoria, guardaroba, calzoleria della Wehrmacht,
dove però agisce, non c'è più lo stabilimento tessile proprio, ma ci sono giovani sarti italiani che si trovano fianco a fianco con maestranze schiavizzate, cioè con prigionieri sovietici, e organizzano praticamente l'evasione in massa di decine e decine di prigionieri sovietici che andranno poi sul Cansiglio a costituire il battaglione Kirov della divisione Nanetti, una delle principali divisioni partigiane non solo venete ma italiane. Allora, questo è un caso. Ovviamente, quali sono gli elementi discriminanti del cotonifizio? C'è resistenza armata? Sì, c'è resistenza armata in forma di SAP, e nel vicino cotonifizio Cantoni, che sta a Cordenons, pochi chilometri, ci stanno questi reparti SAP-GAP, che però non sono solo le SAP come autodifesa degli stabilimenti, sono anche reparti impropriamente definiti GAP, che sono, come nel caso dei Cordenons, sono vere e proprie brigate alla macchia di pianura. Probabilmente se al cotonificio di Borgomeduna, quello principale rimasto attivo, in realtà c'è una sperimentazione di una politica sindacale abbastanza egemonica, in cui la commissione interna tratta direttamente con i tedeschi e con il Gauleiter Rainer. C'è un giudizio, una testimonianza del capo della commissione interna, che poi è diventato il segretario della FIOT CGL nel dopoguerra, ed era una battuta, ovviamente, come tale prendiamola, però se insomma ritardavano di qualche settimana l'insurrezione, avrebbero portato a casa un accordo che non sono mai riusciti a portare a casa nel dopoguerra con la proprietà. E per capirsi, era uno stabilimento dove nel 1945 era stata conquistata la mensa aziendale, e negli anni successivi era stato conquistato il monitoraggio da parte dell'Università di Padova delle condizioni di lavoro ambientale, tutte cose che noi di solito collochiamo negli anni 60 e poi. Quindi c'è tutto questo tipo di agitazione che si ritrova anche negli altri stabilimenti, che ha come obiettivo il non smantellamento dei stabilimenti, il non spostamento della manodopera, e qui c'è forse un problema. Solo la manodopera specializzata maschile, che era, se andava bene, un quinto del personale o stabilimento o no. In realtà questa cosa della difesa dell'impianto dal trasferimento la troviamo nei cotonifici a Pordenone, la troviamo alla Saici, quindi uno stabilimento chimico nuovo, moderno a Tor Viscosa, lo troviamo negli impianti minerari, lo troviamo un po' dappertutto. E quindi questa è la prima causa di agitazione. Ovviamente l'altra condizione di agitazione è il caro vita. Nel caso, vi dicevo, gemello, quello pordenonese, il Cantoni di Cordenons, abbiamo un livello estremamente integrato di lotta tra l'agitazione sindacale e la lotta partigiana territoriale, che giunge fino a un epilogo. Alla fine, dopo l'apice di queste lotte sono i mesi dell'estate del 1944, in cui le date sono incerte. Siamo attorno al periodo luglio-agosto, però Pordenone e Cordenons arrivano a scioperi estremamente organizzati, quelli, come si dice, tra virgolette, con i carri armati tedeschi all'interno degli stabilimenti. Anche se evidentemente l'interesse tedesco a mantenere, come già stato spiegato bene, una relazione produttiva finalizzata agli scopi di guerra evita situazioni di gravi repressioni. Questo per quanto riguarda questa parte dei cotonifici. Dobbiamo però dire che gli scioperi ci sono già, fin dal 1943. Non abbiamo dati su marzo, sulla primavera.
anche se i dati che vengono dal veneziano, non tanto quelli della ricerca di storia orale su Marghera, che è stata spiegata da Adriana Lotto, ma gli altri dati, quelli del sindacato fascista raccolti da Renato Bitossi, segretario organizzativo della CGIL, conservati, su cui sono stati fatti studi come quello di Umberto Massola sugli scioperi che arriva anche a questi territori, beh, i dati del sindacato fascista arrivano a comuni del veneziano che sono al confine del Friuli o arrivano alla Marca Trevigiana. Quindi una zona estremamente simile industrialmente, estremamente legata. Va comunque detto che per quanto riguarda il nostro territorio, che Marghera è all'epoca, dagli anni 30, è area di inurbamento non solo di contadini friulani, ma anche di operai, perché a Marghera negli anni 30 si sposta la principale fonderia storica, lo stabilimento udinese delle fonderie di Udine di Saint Martin. Stabilimento con matrice valdostana, che si sposta, è uno dei primi, anche perché non stiamo dimenticare, quando parliamo del Friuli parliamo dell'energia che permette Porto Marghera, cioè parliamo della SADE, con i suoi, la SADE di Giuseppe Volpi di Misurata, eccetera, eccetera. E quando parlo di Giuseppe Volpi di Misurata parlo del principale proprietario del cotonificio veneziano di cui ho parlato fino adesso, e che in Svizzera, quando tutti e due scappano per cambiare vita, per rifarsi il sangue e farsi passare per non fascisti dopo essere stati grandi imprenditori sponsor del fascismo, in quel periodo lì, 43-45, Volpi vende il cotonificio veneziano, indovina a chi? A Marinotti della Sarci. Quindi dal 1945 tutte le lotte non sono più contro il vecchio Volpi, ma sono contro Marinotti. Siamo nel pieno veramente di imperi, se non multinazionali, poco diversi. C'è però prima di passare a casi sostanzialmente diversi, c'è da dire questo tipo di agitazione, quindi questo mix tra attività sindacale, attività di sostegno alle formazioni partigiane mista a forme di boicottaggio e, come si può dire, mascheramento e presenza di reparti armati la troviamo anche in piccoli stabilimenti, anche con risultati estremamente interessanti, anche se non è famoso come quello di Biella. Anche nel territorio friulano abbiamo Maniago, un accordo della montagna, fatto non con la tradizione ovviamente della capitale della vecchia CGIL senza la I prefascista. Nel caso di Maniago, dove ci sono le coltellerie che lavorano per la Wehrmacht, i reparti garibaldini trattano con gli industriali coltellinai, e Maniago è piccola industria, quasi tutto artigianato, che ha 500 anni di storia alle spalle, è uno dei poli specialistici nazionali dell'industria della lama, e lì avviene questa trattativa sindacale che non ha ragioni sindacali. Lì vengono raddoppiati i salari operai. Questo costerà nel dopoguerra una difficoltà strutturale il sindacato poter spiegare agli operai che quella non era la bontà dei padroni, ma erano i comandanti del battaglione Gramsci che avevano trattato con le pistole sul tavolo, con la piccola confindustria locale. Perché? Perché avviene in quel caso uno scambio tra la non conflittualità in uno stabilimento che, essendo di lame, lavora per la Wehrmacht, in cambio del fatto che in mezzo alle coltellerie ci sta una tipografia, che è la tipografia Mazzoli, da cui per 20 mesi esce tutta la stampa resistenziale friulana. E quindi è un accordo totalmente politico, tanto è vero che non ha una base sindacale. Lì è il reparto armato che tratta invece la classe operaia, anche se è vero che l'unico stabilimento non artigianale, cioè la Coricama,
fondata da un industriale tedesco, Albert Marx, l'unico stabilimento industriale è il primo di cui abbiamo la sicurezza di uno sciopero nel 1943. In realtà lì avevano scioperato, anche lì siamo su dimensioni che non sono le molte migliaia delle operaie pordenonesi, siamo nelle centinaia di operai metalmeccanici specializzati. Contropartita, a proposito della composizione a classe operaia. Da chi è costituita la brigata Garibaldi e per un periodo estate 44 unificata con lo Soppo? Un caso virtuoso, no? Di unità nella resistenza in una situazione molto tesa per ragioni nazionali, nazionalistiche come il Friuli. Da chi è costituita al momento della liberazione, dove abbiamo potuto studiare con Monica Emanuelli le schede di congedo della brigata Ippolito Nivo, che è quella che sta sopra, nelle montagne immediatamente sopra Maniago, è costituita per 2/3 da operai metalmeccanici coltellinari. E questo si aggiunge a tutte le altre rilevazioni sulla composizione sociale della resistenza, che nei suoi punti alti ha composizione operaia anche dove non ce l'ho. Fino a questo lavoro che data pochi mesi fa eravamo l'idea, cosa vuoi, a Valcellina, contadini, montanari in baruffa con i partigiani venuti dalla pianura che erano contadini pianura, mezzadri contro piccoli coltivatori diretti di montagna. Diciamo, questa cosa qui ci falsifica totalmente questa vulgata e ci ritroviamo anche di fronte a un piccolo centro tradizionale di industria. C'è un'ulteriore testimonianza di questo genere. Dall'altra parte delle Prealpi, a Sutrio, in Carnia, dove c'è un polo, ovviamente non di rilevanza nazionale, ma un piccolo polo locale di industria mobiliera, si forma un reparto Osoppo, perché l'Osoppo non è solo democristiana, monarchico-militare, come si pensi, ma ha forti componenti socialiste e gielliste, e repubblicane anche in quel caso. Nel battaglione di Osoppo costituito dagli operai di Sutrio, secondo la testimonianza del commissario politico dell'Osoppo Carni, era fatto quasi tutto da operai comunisti, in una zona dove il Partito Comunista non aveva ovviamente, non aveva le stesse tradizioni che aveva in altri luoghi. Ovviamente, allora andiamo avanti, giriamo pagina, scusatemi un secondo solo. Una cosa mi preme dire, visto che buona parte della memoria degli scioperi pordenonesi e cordenonesi del 44 la dobbiamo al fatto che 10 anni esatti dopo c'è il tentativo di ristrutturazione della SNIA del sistema cotoniero pordenonese. La prima manifestazione pubblica che fanno gli operai è la celebrazione degli scioperi dell'estate di 10 anni fa. E lì ci si rende conto già di un tipo di torsione ideologica che vi sottolineo che è abbastanza significativa. Tutto in senso nazional patriottico popolare. Viene data una lettura, la lettura la dà Renato Bitossi, che viene da Roma a fare il comizio di questa manifestazione. Siamo nel pieno della linea togliattiana della svolta di Salerno e dell'unità popolare antifascista, che è vera solo in parte, come ho già motivato. Ho di gran lunga passato la metà dell'intervento, state tranquilli. Allora, saltando altri casi minori, vorrei sottolineare però una cosa, che questa cosa dell'unità resistenziale ha degli aspetti di verità, che dal punto di vista di un'analisi di classe significano una gestione interclassista della resistenza. E questo lo vediamo in tutta una serie di stabilimenti dove c'è un livello di collaborazione di classe a fine resistenziale che è estremamente alto e che arriva a situazioni abbastanza contraddittorie. I casi. La SNIA di Tor Viscosa, sicuramente il più grande stabilimento dopo quelli pordenonesi, che però è appena costituita e che ha una costruzione particolare. C'è un'elite di operai specializzati, molto piccola.
sono tutti comunisti, tutti venuti dalla clandestinità, sembra di essere appunto gli specializzati richiamati da Agnelli e Valletta Mirafiori. Abbiamo questa ristretta elite, che è quella che non in marzo, ma il 26 luglio 1943, di fronte alla folla stante delle migliaia di dipendenti della SNIE, si arrampica in cima alla altissima torre dello stabilimento e taglia la falce metallica che trasformava questo gigantesco silos in un gigantesco fascio che si vedeva in tutta la bassa friulana. Questo avviene immediatamente appena caduto il regime, ma sotto di loro ci sta un migliaio di operai generici grati a Marinotti, che gli ha dato un lavoro togliendoli dalla povertà delle campagne e gli stava costruendo anche gli appartamenti, distrutti poi dai bombardamenti che hanno distrutto tutto, almeno provvisoriamente, nel 1944. E poi ci stanno 3.000 contadini braccianti che saranno per decenni il fulcro del proletariato. Quindi in una struttura di questo genere noi abbiamo la base dei braccianti che va con gli operai di Monfalcone in montagna, eccetera. Gli specializzati e gli operai non qualificati, fedeli a Marinotti, che invece organizzano una estesa resistenza passiva, che significa aiuto ai reparti, sì l'intendenza Montes, ma Marinotti appena può sposta gli aiuti sulla Osoppo, sposta nell'Osoppo i suoi dirigenti, i suoi rappresentanti. C'è una specie di, come potrei dire, di quel fenomeno di acquisto dei reparti di resistenza autonoma da parte di Enrico Mattei a favore della Brigata del Popolo. Beh, lì lo vediamo, no? Lo vediamo in nuce. Cose del genere troviamo anche altrove. Per esempio li troviamo al cantonificio udinese, dove il direttore Comino arriva a una cosa assolutamente, per certi aspetti, simpatica. Il direttore Comino non entra come entrano i dirigenti osovani nel CLN e Tor Viscosa, dove c'è la SAIC. Il direttore Comino diventa il direttore del CLN di fabbriche, il presidente del CLN di fabbriche e segretario della sezione PC clandestino. Questo non corrisponderà alle sue scelte del dopoguerra, quando cambierà. Però abbiamo cose di questo genere che poi si ripresentano in una serie di altri stabilimenti. Assolutamente particolari sono i casi delle 2 miniere che stanno in Alto Friuli, perché lì il problema della collaborazione di classe e della collaborazione o non collaborazione di classe si salda ai problemi del confine orientale, quindi è il problema nazionale. Vi faccio solo rapidamente questi 2 casi perché sono assai significativi. La miniera Iraibl, altrimenti detta Cava del Predi, comune di Tarvisio. Fino al 1990, quando viene chiusa, una delle più importanti miniere di piombo e zinco a livello europeo. Fino al 1918, anzi potremmo dire fino alle opzioni dell'accordo Hitler-Mussolini, la quasi totalità dell'assoluta maggioranza della popolazione e dei minatori sono tedeschi, come sono da 500 anni tedeschi. La minoranza sono sloveni abituati ai Windisch, abituati a stare molto, che non hanno problemi di convivenza con i tedeschi, perché ci vivono dal Medioevo insieme, probabilmente sono arrivati insieme. La miniera subisce, soprattutto negli anni 30, un lavaggio del sangue totale. Nel migliaia di minatori vede sparire la maggioranza tedesca e essere sostituita da immigrati italiani, sardi, toscani, eccetera, e vengono dai vari comprensori minerari, che per fortuna sono comprensori anche sindacalizzati, eccetera. Allora, cosa succede in questa miniera? Che ha tra l'altro una particolarità, che ha accessi in territorio italiano e accessi nella Valle dell'Isonzo, allora Italia, ma col 100% di popolazione slovena, escluso il carabiniere e il maestro, e che poi dopo il 1945 è stato un confine minerario sotterraneo. Bene, lì avviene di tutto,
E qual è la memoria che noi abbiamo? La memoria che voi vi trovate raccontata oggi, per non tirar fuori tutti i testi, gli elaborati scolastici. Bene, la memoria che vi racconta la guida turistica del Museo della Miniera è che per 2 anni la direzione si è impegnata contro il terrorismo degli slavi. Perché? Perché la resistenza era fatta non tanto dai toscani, non tanto dai sardi, non tanto dai pochissimi friulani della pianura, eccetera, eccetera, ma era fatta dai reparti dello Svobodilna Fronta che erano assolutamente presenti tra i minatori. Gli attentati li facevano i minatori. L'azienda dall'altra parte, e di che azienda parliamo? Parliamo di un'azienda a capitale britannico, come la SNIA di Marinotti. Questo spiega l'interesse, l'arrivo delle truppe anglo-americane alla velocità della luce sia in uno stabilimento sia nell'altro. Arrivano prima lì che a Trieste, per capirsi. Azienda però diretta dai Nogara. Papà Bernardino se n'è andato all'inizio degli anni 30 per costituire lo IOR per conto di Papa Pio XI, il figlio John. Dirige lo stabilimento, ha ruolo soldati italiani come minatori, li protegge, ma organizza un partigianato bianco pronto insieme con le truppe, non so se neozelandesi o quali altre del blocco anglo-americano, e impedire che la miniera ritorni al di fuori d'Italia per importanti interessi economici. Oltre agli inglesi c'è ovviamente il capitale vaticano. Ma la cosa incredibile è che una situazione del genere, di collaborazione tra la direzione e la resistenza, di inquadramento militare dei minatori come partigiani, avviene nell'altro quadrante a montagna friulana, nord-ovest, in Carnia. Dove? C'è qualche isola tedesca? Sì, da tempo immemorabile ci sono 3 isolette tedesche, ma proprio minuscole, frazioni. Qualche caso comune, ma robe secondarie, e comunque senza apprezzabili fenomeni nazionalisti tedeschi. Sloveni e croati non ce ne sono, perché per chi fosse di fuori è come essere più in provincia di Belluno che al confine orientale, no? Le tipologie sono simili oltre a essere vicini. Allora, da un certo punto di vista c'è una collaborazione tra il direttore, che sarà ucciso dai cosacchi collaborazionisti proprio negli ultimi giorni della Resistenza, e i reparti partigiani garibaldini. Abbiamo una collaborazione anche qua tra la sinistra osovana e la Garibaldi. Però anche qui nelle memorie, nei libri del Proloco, del turismo, eccetera, eccetera, si parla anche in questo caso, falsificando del tutto la storia perché è un colossale falso, si parla del fatto che la direzione avrebbe organizzato i partigiani, guarda tu, sarebbero stati con la Garibaldi, per impedire che nella miniera arrivassero gli sloveni. E uno dice, ma guardare la cartina geografica e rendersi conto che tutto c'è una colossale fesseria. Questo per dire quali sono i livelli, mi permetto di dire, lo dico da ex operatore psichiatrico basagliano, per cui certi termini si usano con moderazione, però parlare di fenomeni di isteria anche storiografica da questo punto di vista è il minimo. Ci sarebbero tante altre robe. Sì, una cosa però voglio accennarla. In un altro luogo del confine orientale succede una cosa in cui non c'è questione di italiani e sloveni. Stiamo parlando di uno stabilimento che più tradizionale di così non si può, infatti non ne esistono più. La Filanda di Rubignacco, comune di Cividale. Il comune di Cividale confina con una corona di comuni che stanno in Italia nel 1866 ma che sono sloveni. La Filanda è il massimo, insomma, trattura serica, proprio siamo all'integrazione industria e agricoltura più classica, più tradizionale, senza neanche, ahimè, né il Friuli né il Trevigiano, che si facevano quasi tutta la trattura serica, non mai sviluppato, se non tardi e fuori tempo massimo, tentativi di tessitura come nel Comasco e nel Varesotto, che avrebbe costituito una possibile proiezione industriale seria e sta roba. Bene, nel caso di Rubignacco abbiamo un caso assolutamente straordinario, e probabilmente è straordinario perché l'ha raccolto un antropologo
statunitense. Fosse stato un italiano non avrebbe fatto sta cosa. Allora, dentro lo stabilimento succede una cosa. I partigiani trattano, di nuovo stabilimento femminile, i partigiani maschi dall'esterno trattano col direttore dello stabilimento chiedendo soldi. Il direttore dello stabilimento, a differenza di tutti quelli che abbiamo citato prima, magari ex fascisti ma che pagano, si rifiuta e mal gliene incoglie perché gli rapiscono il figlio e visto che non viene pagato il riscatto, cioè il versamento un po' poco volontario per il reparto partigiano, viene ucciso il figlio. Qual è la memoria delle operaie raccolte da questo antropologo, antropologo americano che si chiama Douglas Holmes? Che le operaie, escluso le favorite del padrone, erano tutte d'accordo. Povero il ragazzo che non aveva una grande colpa, ma erano tutti d'accordo con i partigiani. Perché? Perché suo padre, oltre a fare il padrone allo stabilimento, faceva una cosa che si trova anche in altri stabilimenti, nelle memorie operaie di altri stabilimenti, non si trovano Pordenone perché era da 100 anni che, insomma, qualche dirigente tedesco e svizzero dello stabilimento era scappato dopo che gli avevano tirato le bombe sulla carrozza, tanto per spiegargli che certi comportamenti non solo non sono di genere, ma proprio non erano tollerati. In questo caso il padrone violentava spesso e volentieri le giovani operaie. E quindi in questo caso che sta al confine orientale, dove ci sono tutte le condizioni per dire barbari, slavo-comunisti, crudeli, eccetera, eccetera, abbiamo una situazione in un paesino proprio che più tradizionale così non c'è, abbiamo le operaie che l'antropologo gli testimoniano tutte in assoluta maggioranza che i partigiani hanno fatto bene perché era ora di finirla. Quindi sì, in questo caso c'è da dire, inseriamo anche un aspetto specificamente di genere, oltre agli aspetti economici e agli aspetti politici. Credo di aver più o meno affrontato frettolosamente le varie cose, sicuramente una valutazione mi permette in conclusione, è questo. Il problema irrisolto dell'unità resistenziale che diventa interclassista e che pone in qualche maniera un limite allo sviluppo di una corretta politica sindacale. Tenete conto che in tutti gli stabilimenti che ho citato, escluso i più piccolissimi, in tutti durante i 45 giorni Badoglio si erano costituite le commissioni interne. E tutte queste commissioni interne diventeranno il sindacato del dopoguerra e che nella stragrande maggioranza dei casi, fa eccezione la SAICI, saranno tutti CGIL fino a quando gli stabilimenti esisteranno, nelle sue svariate componenti. Io tra l'altro sono a volte critico con gli amici, capisco che la Venezia Giulia è una situazione diversa dall'Italia, ma io stando in Friuli ricordo sempre una CGIL che non è solo comunista, che è socialista, che ha anche non irrilevantissime componenti che rimangono cattoliche e soprattutto socialdemocratiche, perché l'Alto Friuli di montagna ha come primo partito della sinistra il PSD di Giuseppe Saragat. Però c'è da dire che effettivamente questo equivoco sull'unità resistenziale anche con i padroni, oltre a casi simpatici come quello dell'ingegnere Cocito che si fa comunista e poi ritorna liberale, ha creato delle ipoteche che sono state pagate gravemente nel dopoguerra.